è covo di delinquenti, diciamo, l'Hotel Oasi, lo sappiamo, di persone senza fissa dimora, persone che sono ai margini, ecco, della giustizia. Prima di scappare e far perdere le sue tracce, si è infatti rifugiato all'Hotel Oasi, l'aggressore che questa mattina ha seminato il panico all'edicola Hollywood di Conselve. Dopo aver aggredito violentemente Antonio Tasso, figlio del proprietario dell'esercizio commerciale, il malvivente è corso a gambe levate verso l'hotel, dismesso dal 2017, covo di delinquenti, come raccontano i commercianti e residenti della zona. Dopo essere finito all'asta una prima volta, a giugno ci sarà una seconda battuta d'asta da parte di una società privata. Nel frattempo però i cittadini non si sentono al sicuro. Anno in anno peggiora sempre di più e ad oggi è un degrado sociale questa zona, cioè nel senso quella parte lì è sempre ovviamente incanalata da queste persone. Una cosa molto simile un paio di anni fa e poi per fortuna si è risolta, l'hanno portato via e l'hanno mandato proprio via dall'Italia. Siete preoccupati, immagino. Sicuramente sì, siamo qui tutto il giorno e spesso anche da soli e quindi sicuramente per noi è una cosa poco carina, ma anche per gli abitanti. È da un po' di tempo che la situazione è così. I carabinieri fanno quello che possono, ma le leggi sono queste. Devono... L'Oasi si sa che è un po' così, anche perché sta prendendo il sopravvento la situazione. Purtroppo. Troppa gente che non lavora e che fa tutti questi bivacchi, cioè è veramente non bello, non bello. E me lo dice a me quest'estate, abbiamo messo adesso le videocamere, quest'estate qui era un... basta che chiedete ai carabinieri cosa c'era qui. Speriamo in bene, però c'è troppa gente a casa da lavoro, troppa gente che bivacca, hanno tutto. Hanno tutto. Una brutta notizia un po' per tutto il paese che succedano queste cose ancora al giorno d'oggi e soprattutto che un ragazzo bravo e buono così venga aggredito mi dispiace veramente tanto. Di certo non se lo merita. No, non se lo merita. Penso che nessuno se lo meritasse. Una cosa così viene a lavorare e viene aggredito dentro al tuo posto di lavoro. Veramente brutto.